Il 31 luglio scorso è stata l'ultima seduta dell'Assemblea regionale siciliana. Dopo quella data tutti i deputati sono andati in vacanza. L'ultima seduta, andata a vuoto e senza norme approvate, è stata quella di fine luglio. Dopo 45 giorni di ferie, l'ARS torna a riunirsi oggi, anche se i 70 deputati non faranno nulla nemmeno oggi. All'ordine del giorno infatti risultano solamente comunicazioni. In parole povere, aria fritta. La conferenza dei capigruppo forse sarà convocata oggi, ma non si capisce per far cosa. Se da un lato maggioranza e il governo vorrebbero approvare i collegati, le norme mai approvate stralciate dalla vecchia finanziaria, tra l'altro senza coperture finanziarie, dall'altro opposizione attacca e rilancia. L'assessorato all'economia ha comunicato un nuovo disavanzo che a livello nominale è di 1,3 miliardi di euro, che porterebbe a minori coperture per 400 milioni nel 2020 e circa 200 milioni nel 2019. In questo quadro così ingarbugliato, i deputati dell'Arsi rischiano di rimanere con le mani in mano per molto tempo. Non è certo un buon inizio, dice il capogruppo del Partito Democratico Giuseppe Lupo. Il governo deve fare chiarezza sulla situazione economica e finanziaria, se c'è davvero un disavanzo da 1,3 miliardi di euro e quindi quando arriverà il rendiconto, l'assestamento e quindi la parifica della Corte dei Conti. Senza tutto questo non possiamo far nulla. La maggioranza parla di collegato, ma non hanno capito che l'anno è finito e non c'è chiarezza sui fondi, hanno perso la bussola. Il governo venga in conferenza dei capigruppo e dica cosa vuol fare. Anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle Cappello dichiara: il presidente Gianfranco Miccichè ci ha convocato per farci vedere le norme del collegato che dobbiamo approvare ancora, ma è assurdo parlare da mesi di questi collegati e davvero non ha senso. Ci hanno fatto perdere mesi nelle commissioni ad approvare collegati, dice Sunzieri del Movimento 5 Stelle, e poi il presidente Miccichè il 31 luglio li ha accantonati e adesso torniamo in aula e non c'è nulla da discutere, senza coperture economiche. Sarebbe solamente scandaloso.